Treviso infatti è la fotocopia di quell'aeroporto là perché a fine pista c'è un'antenna, l'antenna del localizzatore, che qua a Treviso, diciamo così, è messa praticamente dopo il fine pista circa 200 metri. E là appunto, oltre ad esserci questa antenna, c'è anche un muro. Il muro contro cui è andato a sbattere l'aereo della compagnia sudcoreana Jeju Air, protagonista di uno dei disastri aerei più pesanti, con 179 morti la sera del 29 dicembre. A citarlo è Valdo Tamantini Barbarossa, già promotore di un esposto contro il Canova attraverso Codacons Veneto e già controllore di volo sia all'aeroporto di Treviso che a Tessera. Rivela che i ricorrenti contro il progetto di ampliamento dello scalo trevigiano, che hanno ottenuto lo scorso 23 dicembre un nuovo stop da parte del TAR del Veneto al progetto, hanno già preparato una relazione di 10 punti da presentare a fronte di un eventuale ricorso contro l'ultima sentenza della società di gestione. Tra i punti di forza della relazione ci sono la reale lunghezza e pendenza della pista. La pista, pur essendo 2400 metri, in realtà il punto di contatto delle ruote con la pista non avviene all'inizio pista ma a 600 metri più avanti. Il touchdown point là è a 600 metri, quindi cosa rimangono? Rimangono 1800 metri. Non può essere sbandierata che abbiamo una pista di 2400 metri, 1800 metri. Inoltre c'è un dislivello verso Treviso in discesa praticamente di 2 metri circa dall'inizio pista a fine pista che vanno a pesare ulteriormente, quindi i piloti sono costretti a dover utilizzare il reverse. Che i piloti sudcoreani non avrebbero potuto attivare in mancanza del motore funzionante. Come Codacons Veneto, aggiunge Barbarossa, auspichiamo la liberalizzazione presso il Canova dei voli di piccolo e medio tonnellaggio, ovvero voli privati e di aeroclub, destinando invece a Distrana o Tessera quelli di grosso tonnellaggio, aprendo l'aeroporto militare anche al traffico civile.